Anche le farmacie potranno effettuare le vaccinazioni. L'accordo, firmato nazionalmente lo scorso 29 marzo da parte delle associazioni di categoria tra le regioni, il governo, Federfarm e Asofar, prevede la somministrazione dei vaccini anti-Covid anche nelle farmacie da parte del farmacista senza la supervisione del medico, come stabilito nel decreto sostegni. I vaccini potranno essere inoculati nelle farmacie in appositi spazi distinti rispetto a quello riservato all'utenza per il banco o potranno essere allestiti in delle strutture tipo box all'aperto fuori dalla stessa con lo scopo di accelerare la campagna vaccinale sfruttando la rete capillare delle farmacie nel nostro territorio. Ci troviamo in una delle farmacie più note di Agrigento, si parla tanto delle vaccinazioni anche da effettuare qui in farmacia. Un suo punto di vista? I farmacisti di Agrigento, molti di questi farmacisti si stanno organizzando per poter vaccinare nelle nostre farmacie. Il corso ECM che i farmacisti stanno facendo va a concludersi il 13 aprile, quindi da quella data in poi, con tutte le autorizzazioni necessarie, le farmacie daranno il contributo necessario per poter accelerare la vaccinazione pure nelle nostre zone. Perché attualmente diciamo, la Sicilia non è partita, sappiamo che è partito solo in Liguria, ma un suo parere sulla vicenda, come vi organizzerete, non lo so, come strutturerete il servizio, su questo ci avete pensato? Sì, abbiamo partecipato al corso per poter vaccinare in farmacia. Anche per noi sarà una novità, quindi non abbiamo la certezza assoluta di come gestire la situazione. Per chi ha spazio naturalmente è più facile organizzarsi, quindi alcune farmacie soffriranno il discorso dell'organizzazione degli spazi nella farmacia, però auguriamoci che il contributo possa essere efficace. Ecco, ci sono delle pillole, delle medicine che magari la gente viene per aumentare diciamo, la lotta al Covid, qualche consiglio, qualcosa, insomma. Molta gente si sta attrezzando, anche consigliati dai medici. Si è scoperto, ormai è sicuro, che il dosaggio di vitamina D è necessario per acquisire delle difese immunitarie all'altezza della situazione. Quindi io personalmente sto prendendo 5 gocce di vitamina D ogni mattina, con l'assunzione anche di vitamina C e dello zinco se possibile. Questo non ci lascerà la certezza che usciremo immuni da un eventuale contagio, però le nostre difese immunitarie sicuramente miglioreranno.